Buonasera da Sicilia 24, questi i nostri titoli di oggi. Avrebbe tentato di sfregiare con l'acido l'ex fidanzata, arrestato un 17enne nel Palermitano. Il ragazzo avrebbe anche provocato gli incendi nel 2023 e 2024 nel Monrealese. Catania trova Lega Nasce alla sua auto e pubblica un video di minaccia al sindaco. Ti apro la testa a colpi di casco, la replica di Trantino. Presenterò denuncia, ma andiamo avanti. La Procura di Palermo ha presentato ricorso contro la soluzione del vice premier Matteo Salvini nel processo per il mancato sbarco dei migranti dalla nave Open Arms. Schifani esprime solidarietà al ministro. 50 giorni senza Santoré, il pasticcere ucciso a coltellate nel borgo di Ognina a Catania da un posteggiatore abusivo. La moglie a Telecolor, le istituzioni ci hanno abbandonato. La Confcommercio ha consegnato ai familiari il ricavato di una raccolta fondi. Un fiume umano per ricordare i due 17enni uccisi martedì a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Ieri sera amici, compagni, cittadini hanno organizzato una fiaccolata. Sant'Agata d'estate, Catania si prepara ai festeggiamenti del 17 agosto. L'arcivescovo Renna prende le distanze dall'utilizzo delle candelore come ostentazione di potere mafioso. Calcio, goleada del Palermo in Valle d'Aosta per l'esordio precampionato dei rosanero, 4 reti a testa per Corona e le Duaron con soddisfazione di Inzaghi. Tattica e lavoro fisico per Catania e Trapani per il calciomercato. Marsura pronto a lasciare la squadra di Toscano per trasferirsi al Campobasso. Ben trovati. Avrebbe tentato di sfregiare con l'acido l'ex fidanzatina, arrestato un minore, un 17enne nel Palermitano. Il ragazzo è anche accusato di aver provocato gli incendi nel 2023 e 2024 appunto nel Monrealese. Ma sentiamo Manlio Viola. È accusato di tentato sfregio ai danni della fidanzatina che voleva lasciarlo. Su ordine della Procura dei minori, la Digos di Palermo ha arrestato un 17enne con un provvedimento d'urgenza. Il ragazzo era già sotto indagine per altre vicende e i poliziotti si sono imbattuti nella vicenda personale con la ragazza. L'indagine era partita da una serie di video selfie postati sui social nei quali il 17enne si riprendeva nell'atto di appiccare incendi boschivi. Da una serie di accertamenti si è risaliti ai roghi intorno a Palermo nell'area del Monrealese nel luglio del 2023 e agli incendi del settembre 2024, quando le fiamme giunsero alle porte della città, danneggiando abitazioni e aziende proprio nel territorio monrealese. Nel corso dei roghi sono state evacuate oltre 1000 persone e perse la vita anche un operaio addetto al servizio antincendio del Corpo Forestale regionale. Secondo quanto accertato dagli agenti, il ragazzo era pronto a replicare anche quest'anno i roghi non appena fosse arrivato lo scirocco. Il giovane viene considerato dunque un incendiario fin dalla tenera età di 15 anni, ma lo si è scoperto soltanto adesso. Non solo, il ragazzo avrebbe avuto a disposizione armi e insieme ad altri avrebbe coltivato marijuana. Poi gli agenti si sono imbattuti nelle minacce all'ex fidanzatina, poco più che tredicenne. Un rapporto burrascoso con le presunte violenze sessuali a contorno e la minaccia reale di sfregiarla con l'acido se non fosse tornata con lui. Trova Lega Nasce alla sua auto e un cittadino catanese va inizialmente in escandescenza, poi pubblica un video su un social, un video di minaccia nei confronti del primo cittadino di Catania. C'è scritto: ti apro la testa a colpi di casco. Il sindaco ha replicato: presenterò denuncia. Ma andiamo avanti, il servizio di Orazio Longo. Ti prendo a colpi di casco che la testa te la apro. Davanti alla macchina con Lega Nasce va in escandescenza un cittadino catanese che rabbiosamente comincia a insultare prima e a minacciare poi il sindaco di Catania Enrico Trantino. Parole irripetibili, pesantemente offensive, in dialetto come a voler rendere meglio la pericolosità delle intenzioni. Tutto postato con un video su un social. Che ti credi? Non ho paura né dei carabinieri né della polizia, dice con rabbia il malintenzionato. Una situazione surreale se non fosse semplicemente preoccupante, visto che l'automobilista contesta alle ganasce che erano state messe alla sua auto e a quelle di altre vetture posteggiate irregolarmente in via Santa Sofia, strada d'accesso al Policlinico Universitario, dove è accaduto che per i parcheggi in doppia fila siano rimaste bloccate le ambulanze dirette al pronto soccorso. La replica del primo cittadino. Oggi presenterò querela per questa azione, ma ripeto, vorrei tanto spegnere i riflettori, perché poi non vorrei che insorgano
istinti emulativi. Il video è stato condiviso da 1 migliaio di utenti ed è stato eliminato. Sulla vicenda stanno indagando la polizia postale e la Digos. Non è comunque la prima volta che il primo cittadino di Catania deve sopportare invettive nei suoi confronti per le decisioni tese a regolamentare una città spesso in balia del disordine e della confusione, se non proprio dell'illegalità. Ma mai si era giunti a livelli così bassi. In passato, se mi si consente anche la maliziosa allusione, c'era qualcuno che ci viveva per farsi dare scorte. Non è nella mia natura, non è nel mio istinto, quindi andiamo avanti come abbiamo sempre fatto. Quello che mi conforta è il sostegno di tanta gente, ma nello stesso tempo la consapevolezza che quel che sto facendo non lo sto facendo per me, lo stiamo facendo per dare una Catania migliore a chi verrà dopo di noi. Un grave fatto a Catania, un giovane con disabilità intellettiva è stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali lungo la circonvallazione appunto della città etnea. È lasciato davanti alla sede della cooperativa Controvento con 20 euro in mano. Il ragazzo si trova adesso ricoverato con politraumi all'ospedale Cannizzaro. Di questo fatto ci occuperemo anche nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Voltiamo pagina. La soluzione del dicembre scorso nei confronti del ministro Matteo Salvini non ha chiuso la vicenda del mancato sbarco dei migranti dalla nave Open Arms. La Procura di Palermo adesso promuove un anomalo ricorso direttamente in Cassazione. Ma sentiamo Manlio Viola. La Procura di Palermo ha presentato ricorso contro l'assoluzione del vice premier Matteo Salvini nel processo per il mancato sbarco dei migranti dalla nave Open Arms nell'agosto del 2019. La pubblica accusa ribadisce la richiesta di condanna dell'allora ministro dell'Interno e ritiene di aver dimostrato oltre ogni dubbio la colpevolezza dell'imputato. Per questo usa uno strumento raro in giurisprudenza, ovvero il ricorso per saltum. L'opposizione non viene presentata in appello ma direttamente alla Corte di Cassazione. Secondo la Procura in primo grado i giudici si sono sbagliati nel considerare che l'Italia non avesse obbligo di fornire il porto sicuro in base alle poco chiare norme internazionali e ai trattati. Un principio che sarebbe già stato superato da altro pronunciamento della stessa Cassazione a sezioni riunite in una vicenda analoga. In quel caso le sezioni civili dissero sì al procedimento per il risarcimento danni ai migranti rimasti sulla nave Diciotti a Catania. In base a quel pronunciamento ora Palermo ritiene che la Cassazione possa annullare l'assoluzione e disporre direttamente che altra sezione della Corte d'Appello emetta la condanna analizzando solo le questioni giuridiche senza un nuovo processo. Una strategia anomala e rischiosa. Se la Cassazione dovesse dare ragione alla Procura, il rischio di condanna per Salvini sarebbe molto elevato, se non assoluto, ma se dovesse dar torto alla questione di principio legale sollevata dalla Procura, il processo si chiuderebbe definitivamente senza più possibilità d'appello. Solidarietà a Salvini è stata espressa su X anche dal Presidente della Regione Renato Schifani, per il quale resta il principio che chi ha agito per difendere i confini e la sicurezza dell'Italia non va lasciato solo. La solidarietà dalla gente, ma non dalle istituzioni, è quanto quest'oggi ha denunciato e ha dichiarato la moglie di Santoré. Ricordiamo insomma il fatto di cronaca occorso appunto a Catania. Parliamo del pasticcere che è stato accoltellato a morte a Ognina. Oggi la consegna di un assegno da parte della Confcommercio e l'amarezza nelle parole di questa donna, ma sentiamo il servizio. Le istituzioni vi sono state vicine oppure no? No, le istituzioni no. La solidarietà delle persone, di tante persone, ma le istituzioni no. Nessuno fino ad oggi ha fatto nulla, però ringrazio comunque chi ci è stato vicino. A parlare Giulia Gresta, moglie di Santoré, il pasticcere ucciso a coltellate il 30 maggio scorso da un parcheggiatore abusivo davanti all'attività di famiglia nel borgo di Ognina. Dopo 50 giorni ancora tanti gli interrogativi per una morte inaspettata che ha scosso l'intera città. Ringrazio tutti quanti e spero come tutti noi che venga fatta giustizia per Santo. A mostrare vicinanza alla famiglia, la Confcommercio Catania, che ha consegnato alla moglie di Santoré il ricavato di una raccolta fondi promossa dalla Federazione dei Pubblici Esercizi sulla piattaforma di crowdfunding Laboriusa, per garantire un supporto alla vedova e alla figlioletta della vittima.
La Federazione Pubblici Esercizi si è intestata questa iniziativa proprio per far capire che c'è un segno duro e preciso sia all'istituzione che comunque alla popolazione, che non siamo impassibili, non chiudiamo gli occhi assolutamente per un gesto del genere. Gli esercenti catanesi chiedono maggiori controlli affinché non accadano più simili episodi di violenza. C'è tanto microdelinquenza, cioè ragazzi che vanno in centro storico non più per divertirsi ma soltanto per aggredire coetanei che magari sono lì per passare una bella serata. Chiederemo al questore un maggiore rafforzo del territoriale su quello che è anche la divisa, che diventa una deterrente per chi gira la città. E al microfono di Emanuela Corsi, oggi anche le due sorelle del pasticcere ucciso chiedono giustizia. Sentiamo. Il ricordo di Santo è ancora qui, è presente, ma anche il dolore è ancora forte. Tanto forte. Sono 50 giorni che Santo è morto, non ci sono parole, la mia famiglia è distrutta, mamma e papà non ci sono, noi non ci siamo. Mia nipote che ha 5 anni chiede dove è lo zio e non sappiamo cosa dirgli, perché come glielo spiego una bambina di 5 anni dove è suo zio? Voi che spiegazione vi siete dati a distanza di 50 giorni? Non ce la siamo data, perché non c'è. Santo era una persona buona, era il primo che aiutava questo individuo, gli dava i soldi, gli dava da mangiare, gli dava i vestiti che non usava più perché erano simili di altezza, erano molto simili. Come andare al lavoro tutti i giorni? Io ho ripreso ieri. Io l'ho soccorso quando mi è venuto a chiedere aiuto. Per me è stato difficile riprendere a lavorare. Per me mio fratello è lì. Vogliamo giustizia, perché la morte di mio fratello, una ragazza di 30 anni non può morire così. Chi ha colpa deve pagare e veramente vogliamo giustizia. Andiamo a Palermo. Palermo interviene per difendere un commerciante circondato da un gruppo di violenti e così è stato aggredito l'assessore Ferrandelli. Un nuovo episodio di violenza dunque scuote il capoluogo. Marco Gullà. Ancora solidarietà e siamo dalla sua parte per una città che deve davvero migliorare. Grazie tanto, anche perché dobbiamo investire sempre più positiva. Solidarietà, abbracci, incoraggiamento ad andare avanti. È una mattina particolare per l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Ieri un nuovo episodio di violenza a Palermo con Ferrandelli coinvolto e percosso da un gruppo di balordi. L'assessore stava intervenendo per evitare che il titolare di un bar di Via Alloro nel centro storico fosse malmenato da dei residenti della zona. Oggi incontriamo Fabrizio Ferrandelli proprio sul luogo della violenza. Ho visto il gestore di questo locale in difficoltà, di Rosario, aggredito da 6 persone. Ho ritenuto doveroso da cittadino innanzitutto e soprattutto a uomo delle istituzioni interpormi, mettermi in mezzo e provare ad evitare che accadesse il peggio. Volavano sedie, volavano sgabelli, era una ferocia immane e quindi ho dovuto dare una mano, un soccorso, chiamando anche il numero unico delle emergenze e richiamando l'attenzione affinché questo episodio non degenerasse. Poi la denuncia, ma questo episodio, ancora una volta, tiene la spia accesa sull'emergenza violenza in città. Proprio qualche giorno fa, sempre in questo fazzoletto del capoluogo, l'aggressione alla cioccolatteria Lorenzo. Saluto e miracolato. La morte dei 2 diciassettenni martedì scorso nel Messinese a Barcellona Pozzo di Gotto ha scioccato un'intera comunità e così ieri sera amici, compagni, cittadini hanno organizzato una fiaccolata per ricordarli. Francesco Triolo. Un dolore immenso, un dolore che unisce generazioni. Una folla commossa ha partecipato ieri sera alla fiaccolata organizzata a Barcellona Pozzo di Gotto per ricordare Simone Marzullo e Mattia Caruso, i 2 amici da sempre che insieme hanno trovato la morte la notte del 15 luglio in un tragico schianto mentre erano a bordo di uno scooter. 17enni che perdono la vita in maniera drammatica, un episodio che ha scioccato tutta una comunità. Dal Duomo di Santa Maria Assunta sino ai cancelli dell'istituto comprensivo dal Contres, centinaia di ragazzi di Barcellona e Milazzo, ma anche tanti cittadini, si sono mossi in un corteo in cui era palpabile l'incredulità per quanto avvenuto. Gli
Gli amici davanti al muretto dove sono morti i 2 giovani si sono inginocchiati accarezzando il marciapiede, un dolore dei compagni che si è unito a quello dei familiari che hanno ricevuto la visita del vescovo ausiliare Cesare Di Pietro, una sofferenza impossibile da immaginare. Padre Santino Colosi, arciprete del Duomo, Santa Maria Assunta, li ha conosciuti da bambini, li abbiamo visti crescere. Mattia Simone della comunità ha detto: a scuola, in parrocchia, il tempo libero, educati, stimati, apprezzati da tutti, hanno vissuto con entusiasmo la loro breve vita. Oggi li pensa abbracciati come amici veri e sinceri. C'è incredulità tra i compagni di scuola, gli insegnanti, fianco a fianco, alcuni incapaci di parlare. Barcellona non vuole far smarrire il loro ricordo, come non volerli lasciare andare via, senza far risentire tutto l'affetto possibile. E c'è il via libera alla stabilizzazione degli ultimi ex PIP, i cosiddetti figli di nessuno, con l'approvazione definitiva del piano assunzioni 2025 da parte dell'Assemblea dei soci della SAS. Si conclude un capitolo lungo oltre 20 anni di precariato e di proteste, oltre che di diritti negati. La Regione siciliana dà il via libera alla stabilizzazione degli ultimi 450 lavoratori, 424 nell'ultima delibera portata in Commissione Lavoro all'ARS del cosiddetto bacino emergenza Palermo, ponendo fine a una delle più durature vertenze occupazionali della storia dell'isola. Noi adesso ci fermiamo, torniamo tra pochissimo per parlarvi di Sant'Agata, della festa d'estate del 17 agosto. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, presentata oggi nella giornata del 17 agosto, quella che sarà, per intenderci, la festa di Sant'Agata di mezza estate. Anche quest'anno le nostre emittenti trasmetteranno in diretta la festa, ma sentiamo i particolari nel servizio di Adelaide Barbagallo. Le candelore devono essere segno di luce, rappresentare i valori cristiani. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, nel presentare la festa di mezza estate di Sant'Agata, ha voluto subito prendere le distanze su quanti, riferendosi anche allo stendardo con il nome di un mafioso, utilizzano le candelore per ostentare potere. Perché nella mentalità di tanti sono diventate quasi proprietà privata e si è dimenticato che sono state fatte per onorare Sant'Agata, perché Sant'Agata parla di pulizia interiore, parla di legalità, parla di fede, parla di bontà e non può avere niente a che fare con tutto ciò che invece è il contrario. 899 anni fa le reliquie di Sant'Agata tornarono da Costantinopoli a Catania. La città si prepara a vivere le celebrazioni e la processione del 17 agosto, tappa maggiormente carica di significato perché cade nell'anno del Giubileo della Speranza ed è anche quella che ci avvicina all'anniversario dei 900 anni. L'arcivescovo celebrerà la messa solenne alle 10:30 e non più nel pomeriggio. La processione col busto reliquiario della martire sarà alle 19:30 e seguirà il consueto percorso. Prima del rientro in cattedrale però ci sarà una breve sosta durante la quale l'arcivescovo indirà l'anno giubilare agatino, segno di speranza e impegno. Si tratta di vivere un periodo come rigenerazione della fede e della vita sociale. Di questo noi abbiamo bisogno, della vita familiare. Sant'Agata, ha detto il sindaco trantino, deve essere simbolo di crescita, progresso ed evoluzione. Come segno concreto di carità, il presidente dell'Associazione Amici del Rosario, Giuseppe Carbonaro, ha mostrato i 3 pozzi realizzati in Uganda con i soldi donati durante i festeggiamenti di febbraio. E andiamo al tempo, che sarà un fine settimana assolutamente rovente, sarà un bollino rosso su tutti i fronti, segnalato da ANAS per il problema ovviamente del traffico, con un forte aumento sulle autostrade siciliane, per il caldo perché ritorna purtroppo l'anticiclone africano. Pensate, previsti picchi di 46 gradi. E adesso il nostro servizio di Desiree Ferlito. Un fine settimana rovente, quello previsto in Sicilia in questa terza settimana di luglio, a renderlo rosso più di un bollino. Il primo riguarda il traffico. Come segnalato infatti da ANAS, è previsto un forte e significativo aumento lungo tutta la rete autostradale siciliana, dai grandi centri urbani verso le località di mare.
L'ondata di partenza rappresenta una sorta di prova generale per l'esodo estivo vero e proprio, che prenderà il via dal prossimo weekend. Bollino rosso fino a domenica pomeriggio, in particolare sulla A19 Palermo-Catania, sulla A29 Palermo-Mazzara del Vallo e lungo la strada statale 115 Sud Orientale Sicula. E poi il caldo, che peggiorerà ovviamente i disagi per gli automobilisti costretti a lunghe code, ma non solo. Per il weekend l'anticiclone nordafricano tornerà protagonista, con un aumento delle temperature e nuove ondate di calore. Difficile trovare ristoro anche all'ombra. L'aria calda e secca proveniente dal Nord Africa porterà con sé giornate roventi, notti tropicali e un forte rischio incendi, specialmente nelle aree interne della Sicilia. Un ulteriore aumento della colonnina di mercurio è segnalato per l'inizio della prossima settimana, dove si attendono, ascoltate bene, punte fino a 46 gradi all'ombra. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torneremo con il calcio, cominciando dalla goleada per 9-0 nella prima uscita del Palermo. A tra poco. Siamo tornati in studio, esordio con goleada per il Palermo che in Valle d'Aosta segna 9 gol contro la squadra locale dei dilettanti. Marco Gullà. 9 gol e tanti segnali positivi nella prima uscita del Palermo. Ieri a Châtillon rosanero che hanno vinto per 9-0 contro la rappresentativa Valle d'Aosta. Buona sgambata per i siciliani che fanno tutto nel secondo tempo dopo aver concluso la prima metà di gara sullo 0-0. Nella ripresa si scatenano Leduaron e Corona, 4 gol a testa e fa gol anche Augello. A secco Brunori e poi Ampalo che hanno comunque dialogato diverse volte in campo alla ricerca della migliore intesa. Bene Corona, figlio d'arte e voglioso di volersi giocare le sue chance in rosanero. Sì, sono soddisfatto per l'atteggiamento generale, poi insomma questa partita mi interessa poco. Dopo 3 o 4 giorni eravamo imballatissimi, le gambe chiaramente, soprattutto il primo tempo, facevano fatica a girare, poi è chiaro che loro hanno mollato, il secondo tempo è stata un'altra partita, però sono veramente felice di allenare un gruppo che mi sta dimostrando grande attitudine al lavoro, sanno che bisogna lavorare tanto. Da ieri abbiamo incominciato a fare grande fatica, chiaramente queste amichevoli mi serviranno per farmi un'idea maggiore, ma so benissimo le caratteristiche di questi giocatori. E lavora sul mercato anche il DS Carlo Osti. Antonio Palumbo è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Palermo. In Emilia andrà Di Mariano. Palumbo raggiungerà i suoi nuovi compagni in questi giorni. Difesa Osti Punta Cistana che si è svincolato dal Brescia. L'ex capitano delle rondinelle ha superato nelle preferenze anche Bani del Genoa. E al lavoro sono anche Catania e Trapani, da oggi riparte anche il Siracusa. Sentiamo Francesco Triolo. È una giornata di lavoro sul campo a Norcia, poco spazio per altro. Il Catania ormai è immerso nel pieno della preparazione atletica in vista del prossimo campionato e il gruppo lavora a pieno regime sotto le indicazioni di Mimmo Toscano e del suo staff al ritmo di 2 allenamenti al giorno. La mattina si suda per la parte atletica, il pomeriggio invece è più una seduta tecnica con la consueta partita della finale. Sul fronte mercato un po' tutto fermo, compreso lo scambio col Campobasso che porterebbe il difensore Davide Mondonico in rossazzurro, mentre l'attaccante Davide Marsura andrebbe in Molise. Si muove qualcosa invece per quanto riguarda la posizione di Rocco Costantino, fuori dal progetto tecnico già dallo scorso anno e pronta alla risoluzione per consentirgli di firmare in Serie D con il Chievo. A Siracusa oggi primo giorno di test per una parte del gruppo che sarà allenato da Marco Turati. Si tratta in larga parte dei confermati della scorsa stagione, atteso l'arrivo del portiere Alessandro Farroni, ex Catania, che dovrebbe aggregarsi al gruppo nelle prossime ore. Per un paio di giorni gli azzurri effettueranno prove fisiche e mediche in sede, poi la partenza per il ritiro. Lavora a Troina anche il Trapani, che non smette mai di farlo anche sul mercato. Si stanno studiando 2 ipotesi di ritorno, quella di Roberto Pirrello, difensore centrale classe 96 attualmente al Gubbio, e quella di Luigi Canotto, esterno offensivo classe 94, che è pronto a raggiungere la squadra in ritiro. Il telegiornale è finito, a tutti voi grazie per l'attenzione e buona serata.